Buongiorno Italia, oggi è il gran giorno. No, non è vero, è un giorno come gli altri, però è un bel giorno. Dato che dopo i panorami assurdi e le spiagge deserte che abbiamo visto, uno dice che senso ha andare all'isola di Iona. No, poi ti spiegherò, l'isola di Iona ha un suo valore storico molto forte ed importante. Tanto al ticket office puoi anche scrivere che ticket office, così magari uno... Vabbè, dai. La tichetteria è chiusa. Inizio a averne i coglioni pieni della Osmo 4. Ha il monitor che diventa nero come tutte le precedenti versioni, il microfono adesso non funziona più, non si collega più, sono tornato indietro, rischio di perdere il traghetto. Per prendere il cavo di ricarica magari non si è ricaricato, dubito, però vabbè. Eccolo là il traghetto, dai. Biglietto preso, ultra economico, 4,80 €, 5 euro andata e ritorno. Fa strancazzare l'Osmo Pocket, il microfono, adesso non si collega più, ho fatto ripristino di fabbrica e tutto quanto. Niente, sarà magari anche per tutte le ennesime cadute, perché ti ho detto si stacca sempre. Eccoci arrivati. Che è enormissima quella dietro, non ci credo. È giornata a dir poco sfigata, si sta allentando anche la ruota. Ok, per fortuna avevo la chiave, poi ripeto, gente assurda, è venuto fuori, lo metto alla casa, mi ha chiesto se avevo bisogno, ho detto se hai bisogno di chiavi o roba del genere dimmelo, ma subito proprio. Potete anche in serbio ho notato strano, però insomma, ora inizia anche a piovigginare, cioè credo che sia stata la giornata proprio più sfigata in assoluto di tutto il viaggio questo. Mamma mia, adesso sono un po', vabbè, non è che sono venuto qua per fare i video, che discorsi, però ho comprato apposta quella telecamerina 600 passa euro per avere un bel ricordo della Scozia. Vabbè, aia, fantastico vialetto. Questa non c'è neanche nelle mappe, non c'è nelle mappe. Cappella di San Ronan. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? That you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
c'era scritto che è una chiesa medievale frequentata dal 1200 al 1560, che era stata costruita probabilmente sopra un'altra chiesa del 700. Ok, interessante, scrivono il fatto che all'interno sono stati trovati solo ossa di, guarda dentro, solo ossa di donna, no, di donne, di femmine, magari era un convento del Sole. Questa è una croce del 1500. Qua dicono che era la casa del reverendo George MacLeod, ossia colui che fondò la comunità di Iona. Guarda che cimiteri. Wow, che meraviglia. Proprio qua a rompersi il microfono, chissà come schifo si sente. Guarda che spettacolo. Questa qui è l'abbazia di Iona con il convento femminile attaccato. Pensa che è stata fondata nel 563, non 1563, 563 da San Columba. Diciamo questo è il monumento religioso più importante di tutta la Scozia, perché è qui che è nato il cattolicesimo, questo San Columba che si sbarca qua, ha costruito Stombardam qua e da qua è partito il tutto. Poi ovviamente ogni cosa in Scozia ha la sua leggenda, no? Qui si narra che San Columba scacciò un demone acquatico rendendo il suolo un rifugio eterno contro le oscurità spirituali. Pensa che questo, che sembra un semplice cimitero, in realtà è la cappella di San Oran, è l'edificio integro più antico dell'isola, risale al 1200. Tu dirai, chi se ne c'ava? Sì, ci sta, però secondo me ha il suo peso calpestare un terreno dove sono sepolti più di 50 antichi re scozzesi. Leggevo qua, con tutto il rispetto io non li conosco, che tra i re scozzesi sono sepolti anche i leggendari Kenneth MacAlpin e Macbeth. Ovviamente anche qui c'è la leggenda, e la leggenda dice che San Orano, che sarebbe Saint Oran, fu sepolto vivo per consacrare il terreno, no? Ma tornò brevemente in vita per rivelare i segreti sull'aldilà prima di essere messo a tacere per sempre. Oh, questa è la cappella di San Oran. Wow. Wow, non metto neanche... Guarda. Qui c'è scritto che queste sono delle antiche decorazioni delle Highlands. Qui la leggenda è scritta diversamente, praticamente c'è scritto che questo San Oran era un cugino di San Columba, che abbiamo detto prima è stato il fondatore della religione cattolica qui in Scozia. Non so mica se si sente con il vento. Questa leggenda invece dice che ha voluto sacrificarsi bruciandosi vivo per consacrare questo cimitero. Ovviamente su internet leggi delle cose, poi qua sui cartelli ne leggi delle altre, ad ogni modo sono leggende, quindi insomma libera interpretazione e libera scelta sulla leggenda che ti piace di più. Pecore ovunque, in qualsiasi posto tu vai, guarda che roba, siamo in una piccola isola in mezzo a tante altre piccole isole e ci siamo arrivati qua tramite una medio isola che fa parte di una grande isola che è Regno Unito. Ho visto un po' ovunque tanti di questi campeggi, vedi, con queste casettine. Oh. Ragazzi, benvenuti alla White Strange. Questa è una spiaggia iconica, la sabbia bianca, in quanto qui tantissimi anni fa furono massacrati i monaci dai vichinghi. Wow. Wow.
Wow. Vabbè, insomma, non sono venuto qua certo per fare i documentari, ma per godermi la vita. Volevo però avere un ricordo sia per gli altri, anche per me stesso, dove descrivevo le cose. Quindi adesso sto provando a utilizzare la GoPro. Secondo me anche con un po' di vento si sente bene perché ha la protezione. Poi una volta in camper vedrò di risolvere il problema. Se non si fosse sentito prima, questa è la White Strand Beach, è la spiaggia dove all'epoca furono massacrati e uccisi tutti i monaci del luogo dai vichinghi. Quindi provo a immaginare cosa stai calpestando in questo momento, la vedi con tutt'altro occhio, ok? Cioè non è più una spiaggia tra virgolette insignificante, nel senso apprezzabile solo ed esclusivamente per il suo contesto estetico, bensì è una spiaggia che ti fa vivere anche lo strascico che ha lasciato il passato. Se provi a immaginarti adesso qui di essere tu un monaco, di là ti vedi arrivare le navi dei vichinghi che vengono qua e ti infilzano con le spade, i coltelli, i martelli, chissà cosa ti combinano. E questa cosa ce l'ha insegnata la storia, no? In fondo è da millenni, decine e decine di millenni che va avanti ancora sta storia, perché se i vichinghi stavano nel loro paese non succedeva niente, qua viveva tutti felici e contenti. Se i giacobiti noi veniva qua a rompere i coglioni, gli scozzesi continuavano a vivere tranquilli e contenti. Cioè, gli scozzesi, come tutto il resto del mondo, fioi, ste a casa vostra. Non mi riferisco certo al turismo. La pera più figa che io abbia mai mangiato. Sì, mi ricorderò del momento in cui mi misi qua a mangiare una pera, tra l'altro buonissima anche quella in Scozia, non l'avrei mai detto, in questo posto così carico di storia e di bellezza naturale. Poi resto dell'idea che la perfezione a lungo andare è noiosa e sono necessarie le rotture di coglioni, ok? O i problemi o le delusioni. Ecco, quindi io ti voglio raccontare velocemente le mie. Allora, primo, le lontre. No, sono incazzatissimo, nero, è pieno di cartelli ovunque, attenzione, lontre, non rompere i coglioni, zona delle lontre, e qui attraversano le lontre, stai attenti nel piano in macchina, cioè cacche ovunque, cioè di quelle zone con decine di migliaia di cacche di lontre e le riconosci. E io non ho visto neanche a 6 km di distanza una lontra, cioè è una roba assurda. Uno. Numero 2, le foche uguali. Ho visto le foche? No, non ho visto le foche, per carità abbiamo ancora tantissimo tempo, però sono nelle zone più lontrose e focose e non ho visto un cazzo. Vabbè, pazienza. Le balene e le orche, quelle è meglio che me le tolgo via già subito dalle aspettative. I puffin. E quei cosi lì, le coccinelle di mare, là come si chiamano? Quelli specie di pinguini col becco coloratissimo di tutti i colori. Neanche uno. E sono andato veramente nelle zone più deserte che ci siano. Non ne ho visto neanche uno. Concludiamo il tutto in bellezza. Il microfono dell'Osmo Pocket 4 non funziona più. Vabbè.
uno di quei posti che ti mette confusione, dici vado o non vado perché ci sono altre spiagge da vedere, selvagge, c'è altra roba bella, però dici cazzo qua è bellissimo, mi giri i coglioni in arrivare a sto posto. Che cosa fai dopo? Perdi il traghetto, dove dormi? Dormi qua in spiaggia? Hai capito? Una più bella dell'altra. Sì, voi? Questo qua praticamente le rocce hanno scavato sul passaggio, cioè, diciamo che se devi fare bird watching qua ragazzi, aia, mio amico che ho conosciuto in traghetto, sì va, era meglio venire a piedi. Oh, arate se vedete balene, orche, io sono anche impegnato a arare la strada, vediamo qua l'untre, cioè proprio sul che osei, con tutto rispetto, ma insomma mi so più un tipo da mammiferi. Wow, wow. Cioè che bello, sono in quei posti che vedo in televisione, diciamo, pur non guardi la televisione, era un modo per dire, quei posti quasi immaginari, dei documentari, ecco quello volevo dire, quei posti documentari. E attento in che altra spiaggia caraibica ti porto adesso. No vabbè, cioè fioi, wow, come si scende non so, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Wow, di cosa stiamo parlando? Wow, il posto è paradisiaco per la sua selvaggine, selvaggina con polenta. Tutto bello, solo credo di aver fatto l'immensa minchiata di averla fatta in bici, ma anche io, 15 km non sono niente, anzi ne ho fatti 40 in una giornata, cioè più quello che te la porti a mano, per carità c'era anche scritto nel comotto, ma io che non ho letto, affanculo. Perché guarda il destino, Iona era diciamo la parte della Scozia che tra virgolette ci tenevo di più, era una cosa che avevo letto nei libri e dovevo assolutamente andarci, è stata però quella ricca di sfortune, imprevisti, rotture di coglioni di tutti i tipi, ecco, però insomma si fa ripagare con questi panorami non biciclabili, per carità. Dopo sono stato a vedere il commutta, sì, mi ha detto che questo tratto non si poteva fare in bici, pensavo che fosse per un discorso di divieti, invece no, non si può fare perché... Il sentiero di Margherite, guarda, solo nel sentiero crescono bovini, ovini, basta che stai in te suo. Ad ogni modo io non lo sapevo, ma geograficamente parlando mi hanno detto che guarda che sei già nelle Highlands. Ciao, che aspetta che aro che non mi insegue il toro. Cos'è? L'ennesima spiaggia bianca con l'acqua turchese, guarda che misteri. Wow. No.
Io mi fermo ad ogni spiazzetta a controllare, ma io foche e lontre proprio non ne vedo. Se le vedo tiro fuori la sonica allo zoom, però intanto questi sono i sentieri, dell'erba un po' più schiacciata dell'altra. Mi dispiace anche disturbare le pecore, soprattutto quelle con le corna. Devo passare di là. Esatto. Vedi, anche se te parli in italiano e capisci lo stesso. Queste pecore multietniche. Il terreno è impegnativo in quanto ci sono molti punti con la terra che affonda. Erba altissima, forse l'hai più battuto. Sono un po' fuori sentiero, questo perché il sentiero che avevo messo non è proprio fattibile con la BC. Vabbè. Vai. Che non affondo. Inizia anche a piovere, ottimo per sprofondare in questi terreni, a parte ora che sono su una specie di tracciato. Civiltà. No, per civiltà sì. Allora, perché dove ci stanno le pecore almeno significa che è pedonabile. Non hai idea di come sprofondavi. Beh sì, non stavi, beh sì. Abbastanza. Bene, piove. Quindi ribattezzo l'isola di Iona nell'isola di Iella. No, vabbè, non mi lamento, fa solo girare i coglioni il discorso del microfono, dai. Dopo vediamo di risolverlo. Anche qui, inutile dirlo, è pieno di cacche di lontra, però beh, fermo de continuo, guardo gli scogli, tutto, ma niente, io proprio no, non ne vedo. Wow, è bianca, accidenti, che sabbia, fioi. Torna in Rio, perché non era quella. Guarda gli occhi selvatici, troppi punti mogli, tanto ormai d'altronde è anche chiaro che se vuoi la natura selvaggia e isolata devi avere gli ostacoli, perché dove ci sono gli ostacoli la gente si ferma. Amo pensare che quando un giorno guarderò nelle mappe
quest'isoletta, ricorderò che ci ho mazzinato chilometri con la mia bici. Ogni casa sembra una pseudo chiesa, perché hanno tutte quelle croci piuttosto che le finestre con le decorazioni religiose. Slachin e Fabrizio mi hanno chiesto se gli fotografavo i Defender, ma ho smesso perché ce ne sono talmente tanti, sai che... Ah, ecco, quelle che io chiamavo le quaglie sono i corn crackers, probabilmente si pronuncia corn crackers o una roba del genere. In realtà non è che ho sbagliato a prendere la bici, in realtà ho sbagliato a non portare via il lucchetto, perché vabbè, insomma, me l'ho fatto, non importa, sì, dei trazzati seriamente wild, sì, non che quello di prima non fosse wild, che discorsi, però sul wild di prima, per quanto estremo, ci siamo arrivati in bicicletta, perché la strada non era estrema, era fattibile, ok? Ogni tanto qualche punto, vabbè, che dovevi scendere, magari ho tirato sulla bici, l'ho messa in spalla, l'ho spinta, però sono punti che proprio no, cioè fisicamente non ce la fai a spingere un e-bike di 25 kg fin sopra, più lo zaino e tutto quanto, hai capito? No vabbè, ma questa cioè, voglio capirla. North American Mink deve essere quella che ho trovato su Far Cry. Cute but deadly, cioè cute significa carina, but ma deadly significa mortale. Come mortale? Sta pantegana qua. Mi ero dimenticato che in Scozia c'è, diciamo, il diritto di passaggio, quindi tu puoi passare ovunque, in tutti i campi, ok? Quindi i cancelli sono sempre tutti aperti, troverai miliardi di cartelli con scritto tutti i cani al guinzaglio e per piacere chiudere, perché se c'è bestiame dentro scappa, in questo caso che sarà dai piedi. Questa, Fioi, chissà se sentite, è la St. Columba's Bay, è la spiaggia di San Colomba, e che è il santo, vi ho detto, nazionale. Si è alzato non di poco il vento, non so se mi sentite, ovviamente qua vedi gente, nel senso che sì, non c'è nulla di male, ma non può essere selvaggia in quanto è vicina al traghetto, sarà un paio di chilometri di qua, e provo a costeggiare un po' questa splendida costa che ti stupisce con questi roccioni. Guarda, un po' da pubblicità Bilboa, manca solo il troione con le tette fuori. Un'altra cosa che amo degli scozzesi, spero si senta questo discorso del vento, che il vento non copra le mie parole, è che spesso giustamente mi impapero, no? O non trovo le parole, e loro proprio quando gli spiego che vabbè non so inglese, non mi si è arrugginito l'inglese, io dico vabbè che se ne stava, cioè continua, cioè, tutti non gli danno la minima importanza, cioè l'esatto opposto dei francesi, per fare un esempio. Devo dire però che, come dice Gineprio, cioè io sono a posto così, cioè il trasferimento qua in Scozia è praticamente iniziato, però ripeto, io sono già a posto così, ho ricevuto tantissimo, cioè ho fatto indigestione di wild, quindi voglio dire, perdoni di fuoco, silenzio. No, questi sono di pecora, ok? Ma tutto perfetto, tutto come l'avevo programmato, tra virgolette, passatemi il termine, solo più semplice di quello che mi aspettavo sentieri molto più pericolosi, cose più difficili da raggiungere, invece alla fine in un modo o nell'altro, dai. Wow, guarda che faraglioni, boia! Tacci che mi muovo sempre con le tracce, cioè cosa significa? Che spesso che spazi assurdi, io ovviamente vado fuori percorso anche, solo che vedo, guarda qua, fermo, vedi dal comotto, vedi la linea rossa che è quello che tu hai percorso, ti perdi, non ti capisci e ritorni sulla linea rossa. Mi chiedo sempre, dopo milioni e milioni di pecore che ho visto, che cazzo si fanno? Cioè, non è così famosa la lana scozzese, cioè voglio dire, tutta la roba che prendi
non è mai di lana scozzese. Quella che trovi di lana scozzese si fa strapagare in una maniera estrema, come fosse seta o filo di Scozia, e quindi cioè, in realtà insomma voglio dire, non ce n'è carenza, non è una roba rara per nulla. E qua posso passare? Sì. Contemporaneamente la carne e il latte di pecora, cioè sì, esiste arrosticini, quelle cose là nei supermercati, ma in percentuale decisamente inferiore a manzo e pollo, quindi non capisco. Le useranno probabilmente per tagliare l'erba a sto punto, no? Cosa dicevo altri? Boh. Qua non sono passate a tagliare l'erba. In più, scherzi a parte, guarda il terreno, guarda come affondano le pecore, che non è che pesino chissà quanto le pecore, ne ho avuto una anch'io. Un film, una cartolina. Uno stato ipnotico, Guarda, a me guarda come che si aspetta che ora che faccia un discorso. No, ho finito, volevo solo dire uno stato ipnotico, mi dispiace avervi deluso. Vabbè, prendono e vanno via. Queste non mi considerano. Fermala che te dai i corni qui. Yo bro, non voglio neanche disturbare. Guarda che mestieri. Passo le quaste e fermi là. Madonna, ma quanto cagheo. Mi dici che e poi e ancora mi sembra che più non c'è, io e te nel e nell'anima. Piaceva questa. Non so, mi sembrava una grotta, non capisco, no, è chiuso, è solo un taglio. Che ambientation! Wow! Aspetta che non perdo la bici, guarda. Prevedo sgomatamenti in questa salita, no, non ce la farò mai. Scala piano, vai, tutto sgomatamento, niente. Sto misto, sabbia, terra. Qui vai da tirare sta bici. Ad ogni modo, ricordo, se volete visitare l'isola di Iona, vi consiglio delle buone scarpe impermeabili, magari alte, serie il topo, perché comunque può essere che facilmente vai giù fino al ginocchio. E basta, al solito raccomandazione della giacca a vento, insomma, ecco. Guarda, se vedi una foca neanche a pagarla, ma ripeto, sai cosa fa? Guarda, se vedi una foca neanche a pagarla, ma ripeto, sai cosa fa girare le balle? Che ce ne sono un disastro, sia di foche ma soprattutto di lontre. Le lontre qua, e non ne ho ancora vista una non ne ho vista. Sarà che sono sempre vestito da techno hardcore e ora questi colori sgargianti mi vedi scampa. Wow. Foche. Niente neanche qua, Lontre, foche, una merda. Invece vabbè, le cosi qua, questo che nome. Wow. Fa scena a vedere l'oceano mosso. Sì, mosso. Appena poco più dell'increspato, però voglio dire. Allora, qua mi sembra di aver visto un modo per venire su senza ritornare indietro. Allora, sto facendo praticamente tutto in derapata nella sabbia. Giro di qua, seguo l'erbetta
rigiro di qua. Era bello andare anche, ora che panorami fioi, era bello andare anche a piedi di là. No, non lo so, dai, non lo so, no, non mi pento assolutamente di aver portato l'e-bike, perché altrimenti tutto quello che ho fatto, tutti sti avanti e indietro, non me li sarei potuti permettere. Però mi sono pentito di non aver portato il lucchetto, ecco, perché magari col lucchetto, sai, ti senti più tranquillo a lasciarla legata in un palo e andare via, stare via 2 ore, 3 ore, quel che è, insomma. Va bene così. Il scalo dove mi porta la traccia che avevo programmato, l'avevo programmata male. Non mi porti il sentiero, mi devo portare nel buschetto. Questo sentierino mi riporterebbe a fare il giro dell'isola per poi trovarmi in quel punto dove non si poteva proseguire in bici. Quindi ora ritorno indietro, è stato tutto bello. Le indigestioni di natura e selvatico, che sarebbe il wild, qua si dice wild ma da noi in Italia si dice selvatico, selvaggio, sono state più che sufficienti. Quindi io direi, visto anche tutti i wild che avremo in futuro, di chiudere qua, tornare a casa e spostarci all'isola di Mull, perché avevo paura di perdere i traghetti. La 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 li li li. Wow. Ora qua. Wow. Il sogno di una vita, far ste robe. Wow. Wow, wow. Tanti credono che le e-bike siano delle biciclette, diciamo, elettriche che vanno avanti da sole. No, cioè sono così nelle piccolissime distanze, altrimenti ti bruci la batteria, resti a piedi. Cioè che qua guardano tutti, vediamo cosa c'è. We heard the corn crake. Ah, ok. Corn crake. Yeah. Just now. The birds, yeah. Yes. Yeah. Guardate, ignorantissimo, alla massa e mi sento qua. Eccoci qua, tempismo ultra perfetto. Guarda qua, dopo il discorso delle lontre, qua c'è scritto: lo sai che puoi ricevere multe fino a 40.000 sterline, tipo 50.000 euro, e 12 mesi di carcere se il tuo cane disturba, impaurisce, attacca o uccide gli altri animali, diciamo, selvatici, o comunque gli altri animali in generale. Bene, tu ora pensa in Italia agli immigrati che ti vengono dentro casa e ti piantano il coltello. Pensa, 12 mesi di carcere se il tuo cane rompe i coglioni o uccide qualche bestia. Ora, davanti al termo, avrei mai detto che ci fosse il termo. Qua nel traghetto. L'esperienza più bella di tutta la mia vita, per la seconda volta. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. And don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh,
I found my strength, all in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Guarda, eccolo qua prima, le Mussels, non so se ti si fa pagare con carta. Sono così, li fumi tra l'altro. Allo? No, anche se... cose. If you are away, please help yourself to a bag out of the box. Quella che abbiamo visto era la farm delle Mussels. Le Mussels sono... c'è un po' di casino, comunque vabbè, sono un po' i molluschi, ok? Mussels è mollusco. 2 chilazzi di cozze fresche appena pescate. E campeggio con corrente, lavatrice, tutto quanto, anche massa, e questo dovrebbe essere il campeggio, quello con le Londre. Pertanto è dovuta la mega doccia, la mega cena, e dopodiché provo a sistemare il microfono di sta merda qua. Adesso sto usando quelli integrati. Ok, ce l'ho fatta, l'ho sistemato, sono un grande. Vabbè, d'altronde se anche a me mestiere, Dio caro, risolva i problemi di sta merda qua. Però batteria all'1% perché mi era rimasto acceso, adesso lo metto subito in carica. Piccola, neanche complicazione, piccola deviazione, piccolo cambio di programma. Praticamente mi ha bussato la tipa del campeggio, mi ha detto se avevo prenotato, e in sostanza è tutto prenotato. Un po' mi sta sul cazzo quando fanno ste domande, come si dice, non sarcastiche, vabbè, come per dire, hai prenotato, Dio cazzo, te savarati se ho prenotato, no, mi ti viene domandare, ora sa de ebete. Comunque, niente, era tutto prenotato, quindi sono dovuto andare via, però io ho deciso che questa è la mia casa, ma non fa neanche tanto schifo, sai. E questa è la vista dall'ufficio. Eccomi qua. Sì. Beh, il monitor mi coprirà a metà castello, ma non importa, mi sposto da qua, mi sposto da là. Aspetta che mi godo un fianco a sto panorama, prima che non mi mandi via anche da qua, perché... Devi sapere che in Scozia ci sono i parcheggi con scritto no overnight dappertutto, dopo tanti camper che ci dormono. Però qua sono l'unico, il fatto di essere l'unico non mi rassicura molto, però insomma, che vuoi che venga. Ho fatto una strada per arrivare qua, non hai idea. Hai visto il Cristo che ti indica e ti giudica il giardino? Io caro, mi sono smesso come che si chiama? Aspetta 2 secondi che aro, porta pazienza. Duart Castle, nell'isola di Mull. Bellissimo come la pioggia, pensa che era la sede del clan o della famiglia MacLean fin dal XIV, sì sono inglese, esatto, bravo, secolo. In sostanza cadde in rovina in seguito alle devastazioni giacobite. I giacobiti erano i cattolici, precisamente inglesi. La definizione di giacobiti la possiamo anche riassumere così. Erano i sostenitori della restaurazione sul trono britannico del ramo cattolico della dinastia Stuart, in particolar modo di Giacomo II e di suoi discendenti. Agli scozzesi stava tantissimo sul pene la dinastia giacobita. Pensa che, tra l'altro, nella famosa guerra di indipendenza che tu vedi nel film Braveheart, no? Che sarebbe William Wallace il personaggio di Braveheart, quella fu una guerra contro i giacobiti, tra scozzesi e giacobiti, e fecero anche bene a voler la loro libertà e la loro indipendenza. Se guarda adesso come è presa l'Inghilterra, pochi lo sanno, ma andate a approfondire, a vedervi qualche video, diciamo, reale della situazione in Inghilterra. Scusate, di quel che resta dell'Inghilterra. E penso sempre, quando sarò vecchio o più vecchio ancora di quello che sono, e mi ricorderò che io ho abitato nelle Isole Ebridi e le ho girate con la mia mountain bike nelle spiagge più selvagge. Cioè, sono cose veramente che se le
se le avessi raccontate a me stesso non ci avrei creduto, nel senso è quel vorrei che però diventa sempre irraggiungibile. Secondo me anche le cose più irraggiungibili diventano semplici e concrete quando semplicemente ti muovi. Perché con il vorrei è un po' come quando ti ritrovi con gli amici, bisogna organizzare una cena, bisogna organizzare una pizza. No, quella pizza, quella cena, c'è una buona probabilità che non la farete mai, non vi ritroverete mai. Diverso è, dai che ci mangiamo una pizza, vediamo nel calendario che giorno mettere. Ecco, è un po' sono le grandi cose, è l'atteggiamento che ti porta alle grandi cose. Concretamente. Ok, sto seguendo un po' l'internet, praticamente dicono di sciacquarle sotto acqua fredda continua, ok, fatto, buttare via quelle che quando le batti non si chiudono, fatto, e brustolare qua dell'aglio con un po' di burro e olio, fate caso ce l'avevo già pronto, quindi perfetto, fatto. Sfumare con del vino bianco, non ce l'ho, metterò il rosso. Il vino l'ho sfumato, adesso sto cuocendo per 5 minuti a fuoco alto col coperchio. Sinceramente ho paura, le cozze le ho sempre mangiate nei ristoranti, quindi vabbè. Allora, ok, sanno tanto di mare, non mi piace esteticamente il sughetto così, magari se è normale, Spero di non morire di diarrea, ma vi assicuro non ho mai mangiato delle cozze così. Si sciolgono, sono estremamente buone. Tendenze e cozze, cazzo più tipico di così. Perché mi c'ho anche qualcosa per buttare. Eccola. In ogni caso, non ne abbiamo neanche parlato, guarda che in Scozia si mangia bene, eh? Qual è il problema? Cos'è che manca? La pizza, perlomeno, forse nelle grandi città qualche pizzeria di italiani che importa materie prime, magari c'è. Ma in generale, mamma mia che buone. Quelle chiare si possono mangiare, muoio. Buone compagne. Oltre alla pizza, diciamo la mozzarella, non capisco. Hanno tutte le vacche al pascolo, è tutto sano, genuino. La mozzarella proprio fa cagare, è una roba incredibile. Vabbè. Oddio! Ho i cervi fuori casa! È pazzesco, aspetta. Guarda, Ale, cazzo, non so se come te li inquadro, Dio buono, c'ho i cervi. No, ci vedi tutte le gocce. Quelli là sono cervi. Vabbè, io dal vivo li vedo. 1, 2, 3, 4 cervi. Aspetta, forse se apro qua, aspetta. Che vento! Eccoli, hai visto? Guarda. Tac. Aspetta, vi faccio vedere anche qua. Allo cervi, my old friend. Aspetta che inquadro Alessia Poretta. Che storia, che spettacolo da vederli la sera che fa freddo. Pieno di animali qua. Continuiamo. E poi l'insalata, a parte la rucola che è molto buona, il resto l'insalata proprio disgustosa. Per tutto il resto, soprattutto anche il pesce, devo dire che gli ingredienti sono di ottima qualità, anche se non è una cosa da mangiare, il vino te lo scordi. Oppure te lo paghi tipo 200 euro un buon vino italiano. Dio Van Life, allora praticamente è passato il veceto, qualcuno è il custode del castello che stava andando via, che se arrivavo più tardi manco lo trovavo, però vabbè è andata così, adesso sono le 22:30 e Poletto è stato anche gentile, in sostanza mi ha detto che burocraticamente parlando non possono tenere qua la gente di notte. Sì, aspetta che non ho neanche attaccato il microfono e quindi è stato talmente gentile che adesso mi sposto. Io comunque domani mattina dovevo partire, io domani mattina avrei voluto lavorare con la vista del castello, ma non importa, vabbè, mi avvicino al traghetto, magari domani prendo il traghetto e via. Beh, però scusate un attimo, ma dove abito oggi non fa schifo neanche qua, cioè un cimitero stagliato nell'oceano, nelle isole Ebridi.
So